Ben ritrovati, eccoci puntuali, tante le notizie, cominciamo dai titoli. Salgono a 11 i casi di coronavirus in Calabria, oggi 2 nuovi pazienti positivi, il primo nel Cosentino, il secondo a Reggio Calabria. 60 medici di famiglia in quarantena, i camici bianchi hanno avuto contatti con l'informatore scientifico ricoverato all'Annunziata, 70.000 pazienti senza assistenza in provincia di Cosenza, la denuncia del sindacato. Il sindaco di Cosenza con un videomessaggio fa sapere di avere deciso di autoisolarsi pur non avendo sintomi. Grazie alla tecnologia, dice, si può lavorare da casa. Sequestrata dalla Guardia di Finanza l'autostazione in corso di realizzazione a Trebisaccio e nel Cosentino, 7 gli indagati, tra cui il sindaco. Sono i lavoratori delle mense scolastiche che denunciano il mancato pagamento di 3 mensilità e la 13ª. Siamo disperati, denunciano. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura la situazione in continua evoluzione del coronavirus, 11 i casi al momento in Calabria, come confermato dal direttore del Dipartimento Tutela Salute della Regione Calabria. La buona notizia è che nelle ultime ore sarebbero stati effettuati a Cosenza 10 tamponi, tutti negativi, versa invece in condizioni critiche all'Annunziata l'informatore scientifico risultato positivo sabato scorso. Intanto in quarantena 60 medici di base che hanno avuto contatti con lui. Il sindacato dei medici di famiglia denuncia 70.000 persone senza assistenza. Il punto nel servizio di Isabella Roccamo. Salgono ad 11 casi di coronavirus in Calabria. Ai 9 già conclamati infatti si aggiungono 2 nuovi pazienti risultati positivi, uno a Cosenza, l'altro a Reggio Calabria. Intanto 60 medici di base nel Cosentino sono in quarantena. La maggior parte di loro avrebbe avuto contatti con l'informatore scientifico di Rende positivo al Covid-19. A seguito di questa quarantena, sottolinea Silvestro Scotti, segretario della Federazione dei Medici di Medicina Generale, circa 70.000 cittadini calabresi da oggi saranno senza medico di base cui fare riferimento. Resteranno infatti chiuse le strutture ambulatoriali dei medici interessati che si trovano tra Cosenza, Rende, Rogliano e Luzzi. La quarantena è a scopo precauzionale. La task force sta ricostruendo i contatti avuti dall'informatore scientifico che vive a Rende che ha contratto il coronavirus. Attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva. L'uomo avrebbe partecipato ad un meeting aziendale lo scorso 28 febbraio alla Mezzia Terme. Anche per quanto riguarda il paziente di Corigliano ricoverato a Cosenza si stanno ricostruendo i contatti che ha avuto prima di accedere al pronto soccorso, dove sono stati ultimati gli interventi di sanificazione. E intanto l'ASPA di Cosenza cerca infermieri per effettuare i tamponi a domicilio per i cittadini residenti nell'ambito del distretto. Noi abbiamo effettuato fino a ieri sera 200 tamponi circa, di cui solo 11 positivi, ma sono in corso degli esami, dei test di tamponi effettuati stamattina. Adesso però ci siamo dovuti concentrare sui rientri di massa che ci sono stati. Questa era una cosa inaspettata che ci ha colto un po' di sorpresa, anche perché il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato fatto veicolare probabilmente ad arte da qualche regione del nord prima che venisse firmato, e quindi i nostri corregionali visto che era prevista anche, era consentito nel decreto il rientro nei luoghi di domicilio e di residenza, è stato interpretato come forse è meglio se rientriamo. Questo, voglio dire, non è che non ci preoccupa, non siamo incoscienti, sappiamo che questo può essere un problema. Siamo corsi ai ripari anche su questo, intensificando sia l'attività del numero verde, che purtroppo è intasato. Io chiedo scusa se magari molti chiamano e trovano occupato, ma abbiamo lavorato anche questa notte e alle 4 di stamattina c'erano 37 telefonate da gestire. Abbiamo istituito un sito dedicato sul portale della Regione che si chiama emergenzacovid.regione.calabria.it, dove è previsto un autocensimento. C'è una scheda di facile compilazione dove chiunque
è tornato in Calabria in questi giorni o nei 14 giorni precedenti l'ordinanza dell'8 marzo del Presidente Santelli, può dichiarare questo suo status di sono appena tornato da una delle zone non più definite rosse ma individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri come ad alto rischio epidemiologico, si censisce e noi distribuiamo poi queste schede nel rispetto della privacy ai dipartimenti di prevenzione, ai sindaci e ai sindaci dei comuni di appartenenza perché vengano posti in quarantena con la vigilanza, con la sorveglianza sanitaria attiva. Da notare che questo sito è attivo da ieri sera, intorno alle 19, e ad oggi abbiamo già oltre 1600 autodenunce, autocensimenti. Restiamo a Catanzaro perché nel pomeriggio è stato presentato alle aziende sanitarie ospedaliere della Calabria il piano regionale per l'emergenza coronavirus. Il piano è suddiviso in 3 fasi. La prima prevede una rimodulazione dei posti letto all'interno degli ospedali che privilegerà in questo momento le terapie intensive, quindi le rianimazioni e le malattie infettive. I posti aumenteranno di 51 unità. La seconda fase prevede l'individuazione attraverso la condivisione con le aziende sanitarie di 1 o più ospedali Covid nelle varie aree delle ASP delle 5 province. Parliamo di strutture caratterizzate e già funzionanti con laboratori di diagnostica, di analisi e radiologia, con letti che possono essere utilizzati per ospitare pazienti positivi. Si pensa ad esempio a Tropea o Serra San Bruno, Scilla o Gioia Tauro, Praia Mare o Trebisacce, Soveria Mannelli, ex INAIL. Infine c'è l'ultima fase che consiste nell'individuazione di strutture ricettive come ex ospedali attualmente chiusi che in pochissimo tempo possono essere messi nelle condizioni di ospitare eventuali quarantene generalizzate. Speriamo a questo chiaramente di non arrivare. Intanto i numeri, l'ultimo bollettino della Protezione Civile, ad oggi i casi in Italia sono 9.172, 724 le persone guarite, i deceduti sono 463. A Reggio Calabria, come dicevamo, è stato confermato un caso, ma il coronavirus è innegabile, sta cambiando il volto delle nostre città. Vediamo. È ufficiale, c'è a Reggio Calabria un secondo caso di coronavirus. Si tratta di un dipendente di un noto laboratorio clinico, da 10 giorni non va al lavoro. Sono scattati naturalmente tutti i protocolli di monitoraggio e di cura. Situazione sotto controllo, però la notizia oggi ha tenuto in ansia in tanti perché prima circolava e poi veniva regolarmente smentita. Nel tardo pomeriggio le prime parziali conferme, poi dopo qualche ora la notizia è diventata ufficiale. Quindi dopo il professore di agraria, della facoltà di agraria, che è già ritornato a casa, c'è un secondo caso accertato. Nel frattempo il sindaco della città, Falco Matà, ha invitato i cittadini ad evitare assembramenti nelle vie del centro e non solo. Ha anche predisposto controlli nelle stazioni ferroviarie attraverso la polizia municipale. Lo stesso ha fatto il sindaco di Villa San Giovanni, Maria Grazia Richichi, che è sindaco facente funzioni. Ovviamente Villa San Giovanni è uno snodo importante, una via di transito verso la Sicilia, e quindi i controlli sono particolarmente severi, ma tutte le precauzioni vengono adottate negli uffici pubblici con le indicazioni che sono state date dal governo, ma anche negli studi privati, studi medici specialistici, legali e commerciali e simili. Quindi è in atto una vera e propria attenzione proprio per contenere il diffondersi anche a Reggio e provincia di questa malattia, di questa patologia, di questo virus che sta creando sicuramente tanta paura, ma c'è l'invito, ed è giusto che sia così, ad essere prudenti ma non terrorizzati. Museo di Reggio Calabria chiuso fino a data da destinarsi, e naturalmente lo stesso avviene per il museo di Locri, e da molti sindaci
arriva la richiesta di utilizzare gli ospedali dismessi che sono stati trasformati in case di cura. Quindi il virus sta cambiando le nostre abitudini e gravi saranno le ripercussioni sull'economia a Cosenza, sempre più saracinesche abbassate. Vediamo. Serve buonsenso e coscienza civica. Quante volte in queste settimane abbiamo ascoltato queste parole? L'obiettivo è contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus. Ecco che allora le regole specifiche per la Lombardia e le 14 province della zona arancione devono comunque essere applicate sull'intero territorio nazionale. Oggi ecco come si presentava la città di Rende al tempo del Covid-19. Saracinesche abbassate dei commercianti cinesi, oltre alle sale slot e a quelle scommesse, esercizi commerciali restano aperti, ma con alcune restrizioni da seguire alla lettera. Ristoranti e bar sono aperti a patto che il gestore faccia rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Prevista la sospensione dell'attività in caso di violazione. In tutte le altre attività, banche, uffici postali, parrucchieri e farmacie, c'è bisogno che si garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire accessi con modalità contingentate o idonee ad evitare assembramenti di persone. Il tutto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro fra i visitatori. C'è chi comunque a livello lavorativo ha deciso di attuare lo smart working, che può essere applicato dai datori di lavoro a ogni rapporto subordinato anche in assenza degli accordi individuali. Se possibile, il decreto raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario di ferie, chiusi i musei, teatri e cinema e anche i luoghi di culto, che devono adottare misure organizzative per evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Ai frequentatori deve essere garantita la possibilità di rispettare la distanza fra loro. Il decreto sospende anche le cerimonie civili e religiose. Insomma, bisogna uscire solo se strettamente necessario. Stop ai viaggi in pullman. Ieri l'autostazione di Cosenza era presidiata dalle forze dell'ordine per controllare arrivi e partenze dalla cosiddetta zona arancione. Restiamo a Cosenza perché il sindaco Mario Chiuto ha deciso di autoisolarsi. Con un videomessaggio spiega ai cittadini di aver viaggiato, di farlo per precauzioni, e spiega si può lavorare anche da casa. Vediamo. Ho voluto lanciare un appello ai concittadini, ai ragazzi soprattutto, perché in queste settimane possano restare a casa, soprattutto in questa settimana che è quella cruciale. Dobbiamo evitare che ci sia una diffusione del contagio, perché altrimenti il nostro sistema sanitario potrebbe collassare, come è già avvenuto in Lombardia per esempio. Eppure lì gli ospedali sono certamente più attrezzati di quelli calabresi. Quindi noi dobbiamo fare di tutto, dobbiamo aiutare anche il personale medico, personale paramedico che negli ospedali sta facendo l'impossibile perché nel frattempo si possano adeguare gli ambienti. Ho fatto anche un'ordinanza in questo senso per migliorare anche l'ospedale della città, per destinare degli ambienti a pressione negativa nel reparto di malattie infettive, a riconvertire anche le strutture semivuote di alcuni ospedali che sono stati abbandonate da gestioni commissariali negli anni passati. Nel frattempo io ho invitato i cittadini di Cosenza, soprattutto i giovani, a non uscire di casa se possibile. Sì, magari poi ci ritroveremo quando sarà finita questa fase di emergenza, ci ritroveremo nelle piazze, faremo delle feste, tutti sanno che siamo bravi anche in questo, ci abbracceremo, staremo insieme. Oggi dobbiamo invece cercare di evitare i contatti. Amici, concittadini, ragazzi, restate qua a casa questa settimana. Anche chi lavora può prendersi, se possibile, delle ferie anticipate. Cerchiamo di poi rinviare tutto quello che è rinviabile e così affronteremo meglio questa situazione. Tutti insieme, tutti uniti. Grazie.
E lo avete sentito, l'appello del sindaco di Cosenza rivolto soprattutto ai ragazzi a collaborare, a tutelare le proprie famiglie, a tutelarsi, dunque a restare a casa. La modalità del videomessaggio che si diffonde tra i primi cittadini, l'obiettivo è quello di arrivare a tutti attraverso chiaramente i social. Oltre a Mario Chiuto, anche il sindaco di Spezzano della Sila ha scelto questa modalità. Sentiamo Salvatore Monaco. Come sapete tutti è un momento particolare della nostra storia, un momento particolare per il nostro Paese e per l'Italia, perché siamo interessati da questa emergenza del coronavirus. Noi come amministrazione comunale, visto anche l'evolversi della situazione degli ultimi giorni e delle ultime ore, siamo in campo con tutta una serie di misure, di controlli, anche attraverso le associazioni di volontariato, la polizia municipale, il coordinamento costante con le forze di polizia e con l'azienda sanitaria per affrontare al meglio questa emergenza. Non abbiamo bisogno di creare allarmismi, però va fatto forte un richiamo alla responsabilità. La responsabilità di ognuno di noi, perché solo grazie ai comportamenti che mettiamo in atto noi singoli possiamo affrontare al meglio questa emergenza e scongiurare la diffusione di questo virus anche nella nostra regione e nei nostri territori. E parliamo anche di lavoro perché restano i problemi di sempre in Calabria. L'avvertenza di cui vi parliamo riguarda i dipendenti della SEARC che non percepiscono lo stipendio da mesi, non hanno percepito la 13ª e ci dicono siamo disperati. Vediamo. Questa che vi mostriamo è la protesta del mese di gennaio dei lavoratori che fanno servizio nelle ditte che si occupano del servizio mensa nelle scuole cittadine. Avevano occupato il salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzzi per protestare e denunciare i mancati pagamenti da parte dell'ente gestore e di conseguenza della ditta appaltatrice. Oggi alcuni lavoratori impiegati nella SIARC, che appunto si occupa del servizio mensa negli istituti scolastici della provincia, ci hanno scritto e contattato per farci sapere che nonostante le rassicurazioni avute in questi mesi, ad oggi sono 3 le mensilità arretrate più la 13ª, una trentina le persone impiegate che lamentano una situazione preoccupante perché fra loro ci sono famiglie monoreddito e ragazze madri che non sanno come mettere insieme il pranzo con la cena, chiedono chiarezza e che vengano corrisposte nel più breve tempo possibile le mensilità arretrate. La cronaca Sigilli è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza all'autostazione in via di realizzazione a Trebisacce. Sono 7 gli indagati, tra cui il sindaco. Vediamo. Questa è l'autostazione degli autobus di Trebisacce sequestrata dalla Guardia di Finanza di Sibari. L'indagine, coordinata dalla Procura di Castrovillari, avrebbe consentito di accertare una serie di condotte illecite perpetrate da imprenditori, amministratori, dipendenti comunali e pubblici ufficiali nell'ambito della procedura di gara in project financing per un valore complessivo di 850.000 euro. L'autostazione in corso di realizzazione ha un valore complessivo di circa 1 milione di euro. 7 le persone indagate, tra le quali anche il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo. I reati ipotizzati sono abuso d'ufficio e turbata libertà di scelta del contraente. Secondo quanto accertato dai finanzieri, la pubblicazione del bando è stata effettuata esclusivamente sull'albo pretorio digitale comunale e non sulla Gazzetta Ufficiale, condizionando così la scelta del contraente. E non solo, l'opera risulterebbe anche abusiva, in quanto sarebbe priva dei permessi paesaggistici. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi.
Prime 2 denunce in provincia di Vibo Valentia per inosservanza alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla diffusione del virus. È stato il sindaco di Arena a presentare le denunce nei confronti di 2 donne provenienti dalla Lombardia, le quali non hanno ottemperato alle quarantene e ieri sera sono state notate in un ristorante per festeggiare l'8 marzo. Tolleranza zero, fa sapere il Primo Cittadino. Una costruzione realizzata abusivamente in un terreno agricolo è stata scoperta a Rocca Bernarda dai carabinieri, che hanno denunciato il proprietario per violazione della normativa edilizia ed ambientale. Il fabbricato individuato è stato edificato in un'area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici e ambientali. Beni mobili e immobili per un totale di 135 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme, dal NOI, dai Carabinieri di Catanzaro e dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia alla società Ilsap SRL, operante nel campo del biodiesel con sede legale a Latina e operativa a Lamezia Terme. Arrestato il direttore tecnico dell'azienda. L'indagine, coordinata dal procuratore della Repubblica Salvatore Curcio e dal sostituto Marica Brucci, riguarda il deposito incontrollato da parte della società di rifiuti di varia natura allocati all'interno dell'area ex SIR di Lamezia Terme, nonché all'illecito sversamento dei reflui industriali. Sigilli sono stati apposti alla piattaforma depurativa dell'azienda di circa 4.000 metri quadrati. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Passata ormai la parentesi di moderato maltempo sulla Calabria, faremo i conti con gli ultimi residui instabili ma in via di miglioramento. Si passerà gradualmente da una fase di variabilità con scarsa possibilità di isolate precipitazioni. Domani nuvole sparse su Catanzarese, Vibonese e Reggino, con isolate deboli precipitazioni sulle aree interne di Serre e Aspromonte. Su Cosentino e Crotonese avremo variabilità sui rilievi ed ampie schiarite sui litorali e versanti ionici. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente poco mossi, venti di intensità debole da maestrale sul Tirreno, da nord-nord-est sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava e messi in onda Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento.